L'associazione Mariterra dà un calcio alla guerra in questa iniziativa dal titolo Una partita per la pace. E quali sono le associazioni che hanno preso parte appunto all'iniziativa? Le squadre sono miste, so? Allora, esatto, quindi non giochiamo gli uni contro gli altri, ma giocheremo tutti insieme ben immischiati. Appunto, come vi stavo dicendo, allora, la cooperativa Delfino, c'è il FAIFA, i giovani, Amnesty International. Abbiamo avuto due gruppi sportivi che si sono uniti a noi, c'è il gruppo di Zumba di Marzia Filippazzo, insomma altre palestre. In più abbiamo avuto modo di conoscere una famiglia di ucraini che sono arrivati a Porto Empedocle qualche giorno fa e abbiamo avuto modo di fare loro un'accoglienza, saranno qua oggi ospiti nostri, quindi la mamma Natalia parla italiano, c'è pure un bambino di 12 anni con lei e la sorella e insomma Natalia ci lancerà un messaggio anche di pace, quindi siamo felici insomma che possiamo ospitarli, accoglierli in questo modo e così nella leggerezza di una partita stare insieme e provare a sensibilizzare più persone possibile anche con le nostre associazioni. Lo sport diventa anche un modo non solo per mandare un messaggio di solidarietà, ma anche qualcosa di più concreto, appunto una raccolta fondi voluta fortemente dall'associazione. Come ha risposto la città di Porto Empedocle a questa iniziativa? Insomma, come sta andando? Allora, devo dire che sta andando benissimo, noi abbiamo già iniziato a fare la raccolta di provviste, abbiamo già mandato diverse cose, anche grazie all'associazione che è una onlus, che arriveranno anche loro, si chiama Salvati per Servire, che sono diciamo, un'associazione che insieme al comune di Porto Empedocle sta facendo questa grande raccolta di provviste medicinali, indumenti al palazzetto dello sport di Porto Empedocle, quindi questo qua è un altro punto di raccolta, tutto quello che troveremo qui lo porteremo al palazzetto e da lì sarà mandato in Ucraina, non proprio in Ucraina ma Polonia, Romania, Moldavia. La cosa sta andando veramente molto bene, abbiamo ricevuto l'adesione di tantissime associazioni inerenti nel campo della solidarietà e della cultura. Io sono orgoglioso e felice di ospitare questa manifestazione della nostra struttura, per cui fra un po' inizieremo con delle belle breve partitine in modo da gridare a tutti, insomma, pace per la guerra. La città ha risposto bene e l'associazione Mariterra è stata in questi giorni impegnata a organizzare questa manifestazione, una manifestazione importante per la pace, a favore della pace e della fine della guerra in Ucraina e che ha visto tanta gente oggi essere qui ai campetti per dare la loro manifestazione in favore della pace. Sono iniziative che non fanno altro che rafforzare qual è l'idea della gente, c'è bisogno di pace, c'è bisogno di collaborazione, c'è bisogno dell'impegno di tutti e questa è una di quelle manifestazioni insieme con le altre che in questo comune si stanno organizzando da tempo per una raccolta anche di viveri. Questo quindi va detto grazie ai cittadini empedoclini, alla gente che si sta muovendo in questo senso e speriamo che questa guerra finisca il prima possibile e ritorni la pace. Intanto vogliamo ringraziare l'associazione Mariterra con la quale abbiamo già collaborato in occasione delle nostre giornate del FAI e quindi è giusto essere insieme adesso che siamo stati chiamati e poi questo è il momento di stare tutti insieme, associazioni e istituzioni per la pace e quindi questa partita che ci permette anche di portare dei beni, portare qualcosa che possa aiutare l'Ucraina, penso che sia un'occasione importante, noi siamo poi impegnati per le giornate FAI primavera alle quali invitiamo tutti il 26 e 27, riteniamo che il patrimonio culturale, che la nostra identità possa servire anche per meditare sulla pace e per trovare delle soluzioni a cui tutti teniamo. Abbiamo deciso di scendere in campo perché noi diciamo fortemente no alla guerra sia alla pace, perché facendo sport e comunque stando in mezzo a tanti giovani l'unica cosa che ci accomuna e ci aggrega è comunque quel senso di partecipazione, di stare bene, quindi non violenza, quindi sia alla pace. Siamo con un rappresentante del centro Emmaus, parrocchia Maria del Carmelo, che ha deciso di prendere parte all'iniziativa. Cosa ti ha spinto insomma a scendere in campo? Scendere in campo per questa occasione, anche se un piccolo gesto, è un gesto per dimostrare la vicinanza a queste popolazioni che stanno certamente soffrendo e quindi impegnarsi con piccoli gesti che poi messi assieme possono essere d'aiuto, penso che sia un qualcosa di importante. Abbiamo deciso di scendere in campo perché l'iniziativa era veramente doverosa, in quanto la situazione è veramente grave e noi come associazione che siamo sempre in campo, soprattutto per i diritti, ci è sembrata la cosa più giusta da fare. Proprio in questo periodo diciamo che le cose non sono andate proprio per il verso giusto e speriamo che
attraverso anche queste iniziative che pur piccole possono contribuire davvero tanto. E diciamo, i ragazzi si sono messi in gioco e che dire, viva la pace! Siamo con due rappresentanti della Onlus Plastic Free che hanno deciso di prendere parte anche loro all'iniziativa lanciata dall'associazione Mariterra. E sì, cosa vi ha spinto a scendere in campo? Io, che sono Alessandro Arcuri, e Angela, siamo qua perché collaboriamo ormai con tutte le associazioni e la testimonianza dell'unione dei popoli, di tutte l'unione delle associazioni. E una cosa che ci preme dire è che oltre alla guerra tra i popoli, l'inciviltà è una guerra contro l'umanità e quindi dobbiamo considerare anche tutti i giorni la guerra che viene fatta contro tutto il nostro pianeta. Siamo qui con il presidente dell'oratorio Oreb. Perché ha deciso di partecipare a questa iniziativa? Perché insieme alle altre associazioni di Porto Empedocle vogliamo elevare il nostro grido per la pace, che arrivi insomma a chi deve arrivare, ma soprattutto perché vogliamo stare uniti tutti insieme e dimostrare al mondo che uniti possiamo innalzare la nostra voce affinché la pace sia per tutto il mondo.